Nei locali del Valle d'Agro Crespano, in divisa giallo-blu, allenati da Vincenzo Munaron, sono in campo con l'alzatrice Kim Fontana, Anna Rizzardo opposto, il capitano Alessia Bernardi e Chiara Artuso schiacciatrici, Sara Porcellato ed Elena Di Segna centrali, Elisabetta Di Fede libero. Le ospiti rodigine del BVS Volley in tenuta bianco-blu schierano Elena Ferraù alzatrice, il capitano Arianna Biasin opposto, Sonia Penolazzi e Francesca Travaglia schiacciatrici, Melita Bregolin e Federica Osti centrali, Giorgia Rocatello libero. Il primo allenatore è Maurizio Ruggero, il secondo Alberto Nicoli. Partenza in salita per le giallo-blu trevigiane, in chiara difficoltà in ricezione e poco incisive in attacco. Il BVS si avvantaggia sul 7-3, colpendo soprattutto da posto 4 con Sonia Penolazzi. Le ragazze di casa reagiscono finalizzando positivamente più volte con l'opposto Rizzardo e con la centrale Porcellato, tornando in partita sul 12-11 per le rodigine, ma la fragile ricezione impedisce al Crespano di mantenere un adeguato livello di gioco. Un pesantissimo filotto di 7 errori rende tutto facile al BVS, che allunga sul 19-11. L'entrata della banda Monica Toffolo per Alessia Bernardi non migliora la situazione. Le trevigiane continuano a non ricevere, a non attaccare, a non difendere e le ospiti conquistano senza fatica il primo set per 25-16. Nel Crespano la centrale Paola Brombal, al rientro dallo stop per uno stiramento alla schiena, sostituisce Elena Di Segna. La ricezione giallo-blu resta deficitaria, costringendo a continui e affannosi spostamenti la palleggiatrice Kim Fontana, che perde lucidità venendo sostituita da Eva Artuso. Le locali sono staccate pesantemente sull'11-3 dal BVS, che dimostra concretezza e regolarità colpendo con la banda Sonia Penolazzi e con Arianna Biasin, schierata per l'occasione nel ruolo di opposto. Per contro, le ragazze del Valle d'Agro Crespano appaiono deconcentrate e troppo fallose. Il muro protegge poco la difesa, statica e mal posizionata. Gli attacchi deboli e imprecisi sono facilmente neutralizzati dalle rodigine, che allungano ulteriormente sul 18-7. Chiara Artuso, subentrata ad Alessia Bernardi nelle fasi iniziali della ripresa, cerca, senza riuscirci, di alzare le percentuali dell'attacco giallo-blu, ma il sestetto trevigiano incappa in un calo esteso a tutti i fondamentali e il BVS taglia agevolmente il traguardo, aggiudicandosi il secondo parziale per 25-14. Le ragazze di casa provano a raddrizzare il match, riuscendo in apertura del terzo set a portarsi al comando sul 6-3, grazie a Rizzardo, complice alcuni attacchi errati delle rodigine. La reazione del Valle d'Agro Crespano si interrompe bruscamente, dato che la ricezione, principale punto debole delle giallo-blu, salta completamente, rendendo arduo il compito della palleggiatrice Fontana, di nuovo in campo al posto di Eva Artuso. Il BVS infila un break travolgente di ben 13 punti che fa volare le bianco-blu rodigine sul 16-6. La gara praticamente finisce qui. Nel Crespano la banda Lisa Sibillin entra per la Toffolo. Coach Ruggero approfitta del cospicuo vantaggio per far giocare tutte le atlete disponibili. La neoentrata Sibillin dà un discreto apporto in difesa e in contrattacco. La centrale Sara Porcellato mette a segno qualche bell'attacco su primo tempo, ma ad ogni punto fatto il Crespano fa seguire errori e imprecisioni che vanificano qualsiasi tentativo di rimonta. Il BVS gestisce comodamente l'enorme vantaggio, vincendo per 25-13 partita e incontro. Noi siamo contenti perché comunque è già la seconda vittoria che facciamo di fila e si spera di concludere bene almeno l'anno 2009 con un'altra vittoria. Si spera anche che queste siano le prime partite per avere una certa salita. Certo, la salvezza ci farebbe molto comodo, è una cosa a cui miriamo sicuramente, però si spera comunque di fare di più. L'affiatamento sta arrivando e di conseguenza anche buon gioco. Abbiamo una buona battuta e ricezione diciamo che ce la caviamo abbastanza, però si può fare molto meglio. E punti di forza appunto sono i centrali che hanno una bella esperienza, però anche la mia vicina qui se la cava abbastanza. Con lei ho giocato anche l'anno scorso, quindi un po' ci conosciamo. Il nostro risultato più grande noi dobbiamo riuscire a farlo vincendo una partita che potrebbe farci acquistare una consapevolezza, una fiducia che secondo me potrebbe davvero cambiare il corso di questo campionato. È presto, però adesso abbiamo bisogno di
davvero di iniziare a migliorare partita per partita fino a arrivare a una vittoria e poi magari a fare punti, perché andando verso la fine abbiamo bisogno di fare punti. Poi indipendentemente da come andrà a finire abbiamo bisogno di credere in noi stesse per migliorare anche individualmente e per la società ovviamente anche. La nostra squadra è formata da componenti che arrivano da terza divisione ma anche da Serie D. Siamo una squadra a mio parere unita, che nello spogliatoio ci scherziamo, parliamo, ci confidiamo. In campo siamo unite, ma a volte dovremmo parlarci di più e dirci ciò che pensiamo, come è successo anche stasera.